lasciato fuori Davis a lungo a Venezia, partirà lui titolare magari con Thauvin oppure rivedremo le due punte con Lucca? Non c'è bisogno del traduttore per avere la prima e più succosa notizia in vista della sfida alla Juventus. Keenan Davis sarà titolare, come contro Inter e Cagliari, per la terza volta da quando è in Friuli, molto probabilmente in coppia con Lucca, il tandem pesante per affrontare la difesa di Thiago Motta, visto che per Thauvin c'è ancora da attendere per vederlo incisivo dal primo minuto. Ovviamente come capitano non vede l'ora di poter giocare nuovamente al primo minuto, dare il proprio contributo anche attraverso la propria qualità, la propria esperienza. Non abbiamo molti giocatori di questo calibro, con questa esperienza, perciò sono contento che lui sia di nuovo a disposizione, anche la squadra lo è. Anche Thauvin appunto è molto contento di poter essere di nuovo a disposizione. È vero che qua e là può avere ancora un pochettino di dolore, ma sta migliorando. L'infermeria va svuotandosi e dopo la sosta dovrebbero essere tutti a disposizione, ma ora quel che conta è tenere alto il morale e l'entusiasmo con la squadra che continua a lavorare sul suo percorso. Ma abbiamo visto che il suo infortunio era stato un po' più grave rispetto a quanto ci si aspettava, ma adesso sta migliorando. Sta correndo e la prossima settimana si unirà al gruppo, si allenerà col gruppo e se tutto andrà bene appunto potrà poi essere convocato e spero che dopo la pausa delle nazionali sia a disposizione al 100%. Per quanto riguarda Ekkelenkamp è a disposizione domani. Per quanto riguarda gli altri infortunati vi è Alexis Sanchez, a parte lui appunto sono tutti convocabili da settimana prossima. Domani non voglio fornirvi una previsione per quanto riguarda il risultato, ma posso assicurarvi che noi metteremo una grande passione sul campo e faremo tutto ciò che è nostro potere per rendere la vita difficile alla Juventus. E vogliamo fare molte cose in maniera ottima, dal primo minuto fino all'ultimo, e se ci riusciremo io sono ottimista e penso appunto che potremmo riuscire a fare dei punti anche contro una squadra come la Juventus.